Attilio Turco, dai Sonetti Veronesi, parte quarta, è il mondo. I genitori, del 1924. I genitori. Fra i genitori si vede adesso che dei suoi fioi purtroppo i se ne cura, come i avessi tanti fioi de gesso. Noi si danno un pochettino di premura. Parlori. Un fiol o un asino, lei stesso. Non vi importa se fa brutta figura, se non va a scuola, se l'è mal avesso o se il che casca in man della questura. Fiol de famiglia, o remo de galera, donna de casa, o sbrindola de strada, malnutriti, strassati o pie per terra. Artesani, striloni o borsaroi, che massi genitori che in giornata non si cura per levare i fiori. Grazie per l'ascolto. E questa, allora, le note, bisogna dire, tradurre le note ovviamente. Asino è un asino in italiano, mal avesso, male usato, cioè che è trattato male. No, non è che è trattato male, non è questo il significato, male usato. Anche in italiano si dice, ma che è pieno di vizi, ok, si può dire così, esattamente. Che per terra a piedi scalzi. Questa è la traduzione corretta in italiano. Va bene, se vi è piaciuto come ho letto questa poesia, vi chiedo di sottoscrivervi al mio canale. Grazie mille e alla prossima. Arrivederci.